Prossimi alla partenza i cavalli della terza corsa, un confronto su doppio chilometro, partenza con i nastri, sono 6 al via. Zorro Gual, Zebur Isaiah TRGF, Zar Parlante, Zemiria, Zaidan Best e in seconda fila Zarafoto Giov. Questo lo schieramento con un favorito netto in Zorro Gual numero 1, Roberto Vecchione, alternativa principale Zemiria, Andrea Farolfi, numero 4. Piano Andrea, vai su Vincenzo, vai su. Pronti? 1, 2, 3. Bene, subito Zorro Gual che conquista il comando delle operazioni e guida nei confronti di Zebur Isaiah TRGF, che rimane però all'esterno perché si infila bene Zarafoto, che però sbaglia. L'errore di Zarafoto Giov consente così a Zebur Isaiah di accodarsi in seconda posizione, mentre gli altri sono decisamente discosti. 6, Zarafoto a una Giov, trentina di metri squalificato. il terzo, che dovrebbe essere Zaidan Best. E così, dopo i primi 200 in 15 e mezzo, il quarto iniziale se ne va in 34. Zaidan Best cerca di riportare sotto Zemiria e Zar Parlante, che hanno avuto problemi appunto in giravolta, mentre è squalificato ovviamente Zarafoto Giov, rimasti in 5 dunque Zorro Gual a fare l'andatura. In schiena c'è Zebur Isaiah TRGF, 46,2 il passaggio ai 600, sempre lontani tutti gli altri, con Zaidan Best che si impegna per recuperare il gap dai primi, ma sono sempre oltre una ventina di metri, circa una ventina di metri il ritardo che accusa il terzetto degli inseguitori, direi anche abbondante al completamento del chilometro in 1.16.2. Mentre Zebur Isaiah TRGF segue sempre le tracce di Zorro Gual, i due isolati in avanti quando manca un giro alla conclusione. Zaidan Best non riesce ad avvicinarli. 14-8 anzi il parziale qui davanti alle tribune, quindi si continua a marciare su andatura spedita perché c'è un 31 di quarto, e quindi vediamo ora l'altro parziale di Zorro Gual, 15 e 5. Zaidan Best prova a riavvicinarsi a 500 dalla conclusione, ma i primi due hanno troppo vantaggio. Zorro Gual in vantaggio, con in schiena comunque Zebur Isaiah TRGF, che rimane lì a contatto anche a 350 dalla conclusione dopo un parziale in 14,4. Siamo a metà della curva finale con Zorro Gual in vantaggio, Zebur Isaiah in seconda posizione, Zaidan Best che si impegna avanti a Zemiria e Zar Parlante, ultimi 100 metri di gara, con Zorro Gual che non ha più difficoltà a concludere la sua prestazione. Vittoria in percorso di testa per Zorro Gual. Al secondo finisce Zebur Isaiah TRGF, mentre Zaidan Best conserva il terzo. 29,2 a chiudere, 1,15,5 sul doppio chilometro, con partenza da fermo e ottima prestazione di Zorro Gual, che conferma la forma in costante crescita. L'allevo di Gennaro Casillo, affidato questa sera a Roberto Vecchione, coglie la seconda vittoria consecutiva. Nettissimo nel finale il vantaggio su Zebur Isaiah TRGF, che a sua volta comunque corre bene e conquista ancora un bel piazzamento alle spalle del vincitore, mentre per il terzo Zaidan Best ha ragione degli altri.